È iniziata oggi a Torri del Benaco la Festa dell'Olio, edizione di primavera, con una mattinata dedicata alla qualità, alla sostenibilità e al futuro dell'olivicoltura gardesana. Presso l'Auditorium San Giovanni si è tenuto il convegno Quale olivicoltura al servizio dell'ambiente, che ha visto la partecipazione dei curatori della nuova guida extravergini 2025 di Slow Food, insieme ai responsabili regionali della guida per Trentino, Lombardia e Veneto. Oggi siamo qua a Torri del Benaco per questa festa dell'olio. Presentiamo qua la guida extravergine di Slow Food, che quest'anno festeggia 25 anni, quindi è la guida più storica d'Italia, e lo festeggiamo appunto con una festa, con i produttori da 3 regioni, Lombardia, Trentino e Veneto, e una piccola incursione anche dall'Istria slovena, che quest'anno è la novità appunto della guida extravergine. Quest'anno abbiamo recensito oltre 800 aziende, abbiamo oltre 1300 oli raccontati e descritti all'interno della guida. Unire le regioni sotto un unico punto di vista, un'unica voce, vuol dire dare forza ai singoli produttori, che soprattutto in queste regioni sono molto piccoli, e in questa unione riescono a condividere gli stessi problemi e poter darsi forza e andare avanti. È una zona meravigliosa, turistica, tutta intorno al lago, anche dal punto di vista paesaggistico, dove l'olivicoltura ha un ruolo importantissimo, sia per il turista, sia per un mantenimento proprio di biodiversità e di tutto quello che rappresenta la parte verde, paesaggistica e anche culturale. È un palcoscenico che comprende tutto il territorio di Torri Pai Albisano. Avremo anche la visita del nostro vecchio frantoio, antico frantoio in località Crero, e vedremo anche degli antichi olivi sul territorio proprio di Crero, che danno parte della storia di quello che è il nostro territorio. Quindi sono 2 giorni da venire a guardare e osservare il nostro territorio. E con la presenza di ospiti provenienti dalla Slovenia, a testimonianza di un dialogo sempre più internazionale. Siamo 2 degli 8 produttori dell'Istria slovena che ci hanno messi in guida e ci hanno dato anche il premio di grande olio. Dunque è stato un piacere ad essere invitati e con piacere siamo venuti qua a parlare, provare, far provare anche il nostro olio. Al termine dell'incontro, nella suggestiva cornice del Molo de' Paoli, gli ospiti hanno potuto gustare un risotto firmato dallo chef Isidoro Consolini, una ricetta creata per l'occasione con aglio orsino, zafferano di Torri del Benaco e formaggio monteveronese mantecato con olio extravergine di oliva locale. La festa continua domani con un ricco programma, doppio cooking show, dello chef Isidoro Consolini alle ore 10:30 e 16 alla Vela degli Olivi, i mercatini dei produttori, le escursioni a Crero tra frantoio e oliveti secolari e la musica dal vivo con Musica tra gli Olivi, una giornata tra gusto, cultura e paesaggi unici per celebrare l'olio del Garda in tutte le sue forme. Vi aspetto domani alle 10:30 per il mio show cooking. Presenterò le varie forme dell'olio con una piccola degustazione delle cose un po' sfiziose, e faremo la replica alle 16 del pomeriggio. Vi aspetto numerosi.